Tragedia a Silea, muore a 10 anni per una rara complicanza virale che in poche ore ha fatto precipitare il quadro clinico della bambina dall'influenza al coma, stroncare Emma, una patologia rarissima. Silea è una comunità sotto shock per la morte di Emma, il cordoglio del sindaco Cendron, non ci sono parole, la disperazione dei genitori, amava le stoffe, i brillantini. Coronavirus, nuova direttiva per i medici di base, in caso di pazienti sospetti negli ambulatori va consegnata una mascherina per evitare ogni contagio. Polemica Macerata, l'amministrazione comunale inaugurerà il 10 febbraio un monumento dedicato alle vittime delle foibe, la minoranza scelta non condivisa, la polemica arriva in Parlamento. Migliaia di agricoltori in marcia alla fiera agricola di Verona per chiedere all'Europa di affrontare l'emergenza cimice asiatica, Zaia serve intervento straordinario, una calamità. Trasferimento della Camera di Commercio alla Piani, operazione frenata dall'Agenzia del Demanio, ma Fondazione Cassamarca è pronta a chiedere i danni, Pozzo, evitiamo lo scontro. Senza infrastrutture non potrà esserci futuro, forte e chiaro il messaggio lanciato dall'Assemblea Generale di Confindustria Dolomiti. Buonasera e ben ritrovati da Treviso, l'avete sentito dai titoli, Silea è una comunità sotto shock per la morte di una bambina di 10 anni deceduta ieri pomeriggio per una rarissima complicanza virale, il cordoglio del sindaco Cendron, non ci sono parole, possiamo solo abbracciare la famiglia di Emma. Un sorriso dolce, lo sguardo felice di una bambina di 10 anni pronta a vivere ogni attimo con energia e gioia. Emma Vitulli era tutto questo, bellissima, piena di verve, la descrivono mamma Piera e papà Marco, che sono stati accanto alla loro piccola fino all'ultimo istante, sperando in un miracolo che purtroppo non è mai arrivato. Non se la sentono di parlare, il dolore è troppo forte, ma gentili aprono le porte della loro casa di Silea, mostrano con orgoglio le foto di Emma, con il viso dipinto durante una festa e poi in montagna. Sul tavolo ci sono ancora i lavoretti che la bambina amava fare, una scatola ricoperta di brillantini, alcune matite e una saponetta che aveva preparato per il compleanno venerdì di una sua compagna. E poi c'è la casetta delle Barbie che il papà aveva costruito per lei ancora come l'aveva lasciata Emma dall'ultima volta che ci ha giocato. Un dolore troppo forte da descrivere, i genitori come i fratelli Matteo di un anno più grande e Alex 21 faticano ancora a credere che in poche ore il sorriso di Emma, che non aveva mai avuto problemi di salute e che fino a sabato stava bene, si sia spento per sempre. Silea è un paese incredulo, scioccato da quanto accaduto, una tragedia che riguarda tutti noi, spiega il sindaco Cendron. Una tragedia non solo per la famiglia, ma anche per tutta la comunità di Silea, che appunto non può commentare, ma solamente stringersi in quello che è un forte abbraccio. Fuori dalla scuola elementare di Lanzago, dove Emma frequentava la quinta elementare, la notizia è arrivata come una doccia fredda e tra i genitori c'è poca voglia di parlare. È una tragedia, non ci sono altre parole, direi. Siamo tutti molto provati. I compagni di scuola hanno lasciato sul banco di Emma dei bigliettini e disegni per ricordare la loro amica. Il comune è pronto, spiega il sindaco, a dare alla famiglia e alla stessa scuola un supporto psicologico. Stiamo anche valutando appunto se il giorno del funerale ci sarà appunto una pausa dalle lezioni. La notizia della morte di Emma, arrivata secondo l'ipotesi avanzata dai medici per una rarissima complicanza subentrata nel corso di un'influenza, ha creato qualche preoccupazione tra i genitori. Stroncare qualsiasi allarme epidemia, perché non è questo il caso, anche se c'è un picco influenzale in questo periodo, non c'è nessuna relazione con il picco di epidemie attuale, ribadisco, non c'è rischio di contagio, non c'è rischio di epidemia. A causare la morte di Emma, secondo gli specialisti che l'hanno presa in cura, sarebbe stata una rara complicanza virale che in poche ore ha fatto precipitare il quadro clinico della bambina. Si tratta di una patologia rarissima che nella maggior parte dei casi porta rapidamente al decesso del paziente. Una tragedia che ha sconvolto gli stessi medici che hanno tentato fino alla fine il tutto per salvare Emma. Sono loro stessi a raccontare quanto accaduto sin dai primi attimi quando la piccola giunge al pronto soccorso di Treviso. La bambina inizia a star male sabato, accusa quella che sembra una banale febbre di stagione. L'indomani però la situazione peggiora. Domenica pomeriggio la febbre sale a 41,3. A quel punto i genitori chiamano i sanitari del 118 che trasportano Emma all'ospedale. Dove le condizioni della bambina erano già condizioni preoccupanti, sono state attuate tutte le indagini e le terapie, è stata fatta una TAC proprio per
l'importante quadro clinico, che era un attacco che non mostrava delle importanti sofferenze al sistema nervoso centrale. È stata iniziata la terapia antibiotica, è stata trasferita in rianimazione e nel giro di rapidissimo di 2 ore è andata purtroppo in coma. Le condizioni della bambina peggiorano in modo rapidissimo, come dimostrano gli accertamenti radiologici a cui viene sottoposta Emma. Una risonanza eseguita dopo 2 ore dalla prima dimostravano già una gravissima sofferenza del sistema nervoso centrale di tipo necrotico. In serata i medici eseguono un'indagine biologica molecolare per la ricerca batterica o virale nel sangue e nel liquor. Emerge che Emma è affetta da virus di influenza B. Questo fa sospettare un'encefalopatia necrotizzante acuta su base metabolico-immunomediata. Ma nonostante gli sforzi degli specialisti del Cafoncello, ieri pomeriggio viene dichiarato il decesso della bambina. Questa complicanza è una patologia rarissima, se ne contano 100 casi nel mondo. È dovuta a una attivazione, una tempesta citochinica del sistema immunitario. È come se questi soggetti a un certo punto il sistema immunitario non fosse più in grado di controllarsi e fa danni a se stessi. Questa complicanza rara è in qualche modo legata all'influenza che avete rilevato? Beh, intanto c'è da dire che è una complicanza rarissima e anche il collegamento tra virus B, che è descritto in letteratura, e questo tipo di patologia è presente ma in bassissima percentuale. Sarà ora l'autopsia a confermare l'ipotesi avanzata dai medici del Cafoncello, pediatri, anestesisti, infettivologi e microbiologi che hanno lavorato senza sosta fianco a fianco per arrivare ad una diagnosi. Questo lavoro di squadra nel giro di poche ore ci ha orientato nella diagnosi, che purtroppo non è stata utile per la paziente, ma noi ogni giorno ci chiediamo se abbiamo fatto il massimo per il paziente, e in questo caso devo dire che più di così non potevamo fare. Ed ora parliamo del coronavirus, rimane l'allerta massima. Intanto ai medici di base è arrivata una circolare: in caso di pazienti sospetti negli ambulatori va consegnata una mascherina. Rimane massima l'allerta per evitare eventuali possibili contagi da coronavirus nel nostro paese. Così è arrivata una circolare del Ministero della Salute ai medici di base. Qualora nell'ambulatorio medico arrivasse un paziente con sintomi sospetti, bisogna immediatamente consegnargli una mascherina. Pochi giorni fa, inoltre, si è svolto un incontro in Regione per stabilire alcune importanti direttive nel caso una persona chiami il medico. Bisogna soprattutto non diffondere il possibile contagio, quindi ognuno se ne sta a casa sua, non esce di casa, va bene, e avverte il suo medico di famiglia della febbre, della tosse. Il medico vedrà di valutare questa situazione, se può essere sospetta o meno, e nel caso ritenga opportuno chiamerà il 118 perché un'ambulanza specifica per queste patologie vada a prendere il paziente a casa e lo porta direttamente alle malattie infettive. Al momento tutti i casi sospetti segnalati in Italia si sono rivelati negativi al test per il coronavirus. Lo ha riferito il Ministero della Salute in una nota. Importante è ora affidarsi ai canali ufficiali per avere delle corrette informazioni. Usare cautela sempre in queste situazioni e soprattutto affidarsi per le informazioni al Ministero della Sanità, alla Regione, all'Ordine dei Medici, cioè a quelle istituzioni ufficiali che non hanno nessun interesse a trasmettere notizie false, fake news, ma trasmettono solo notizie vere certificate. Ovviamente devono prestare maggiore attenzione le persone che sono state nei paesi a rischio o sono venuti a contatto con persone provenienti da quei luoghi, non solo. Oppure persone che hanno febbre e tosse che non si spiega e quindi merita un accertamento e una valutazione. Il sindaco di Treviso Mario Conte ha incontrato oggi a Bruxelles, dove si trova in missione, la senatrice a vita Liliana Segre, a 75 anni dalla liberazione di Auschwitz-Birkenau. È stato un onore e un'emozione le parole del sindaco Conte. Proprio la città di Treviso ha concesso a Segre la cittadinanza onoraria che sarà consegnata nei prossimi mesi. Polemica a Macerata sul Piave, dove l'amministrazione comunale inaugurerà il 10 febbraio prossimo un monumento dedicato alle vittime delle foibe. L'attacco della minoranza scelta non condivisa e la polemica arriva in Parlamento.
Andiamo avanti per la nostra strada perché riteniamo sia quella corretta e giusta perché crediamo come amministrazione che la storia debba essere raccontata tutta. Tira dritto il sindaco di Macerata. Il monumento ai martiri delle foibe sarà svelato il 10 febbraio con una giornata di eventi, un modo per ricordare anche le due giovani vittime maseradesi, Aldo Scarabel e Giosuè Nave, uno poliziotto, l'altro finanziere. Vittime e colpevoli di essere semplicemente italiani e di indossare una divisa. Il monumento, costato 7.500 euro, si trova ancora nel suo involucro, a pochi metri da quello ai caduti e a fianco della stele che ricorda le vittime dei lager nazisti. Per l'ex sindaco, oggi all'opposizione, si doveva procedere diversamente. Non neghiamo questo fatto storico, ma contrastiamo la metodologia in cui è stato proposto questo monumento. Non è stato condiviso né con noi dell'opposizione, ma soprattutto con la cittadinanza. E c'è un caso nel caso e riguarda l'ordine del giorno con cui l'opposizione ha chiesto al Consiglio Comunale nell'ultima seduta un gesto di solidarietà a Liliana Segre. La maggioranza ha chiesto di fare delle integrazioni al testo, ma ha tolto alcuni dei riferimenti originari. Mi trovo per la parola antifascismo e resistenza tolte come riferimenti e quindi mi chiedo come mai abbia attuato una scelta del genere. Mentre il passato sembra popolare il presente di Macerata, gli echi della polemica arrivano a Roma. Io credo invece che la storia vada accettata per quello che è e questi retaggi di veterocomunismo devono arrendersi al fatto che la storia è una e va insegnata nella maniera corretta. A dividersi non è solo la politica ma anche la piazza, pronta una raccolta firme, a parlare anche l'ex sindaco Casellato. I morti sono tutti morti, certo, e vanno rispettati, ma non sono tutti uguali, vanno capite le condizioni e le situazioni. Gli italiani nella Dalmazia, Slovenia, in quei confini lì, erano considerati tutti fascisti, perché quelle popolazioni avevano subito veramente delle cose tremende da parte degli italiani e si sono vendicati. Questa è l'interpretazione dell'ex sindaco di Macerata e già deputata del Partito Democratico Floriana Casellato. La storia delle foibe insomma va contestualizzata e approfondita. Va studiata questa storia in questo, con un dibattito, con un momento in cui si spieghino queste cose, con le varie posizioni, senza pregiudizi. Ed è la stessa Casellato a tenere in mano la lettera aperta di un gruppo di cittadini maseradesi che si definiscono resistenti, dove si ricorda che furono gli stessi fascisti, testuali parole, a seminare odio e rancore profondo nei confronti degli italiani. La lettera, conferma uno dei promotori, Fernando Bello, ha raggiunto finora le 30 adesioni. Non siamo contro il monumento, ma serve un approfondimento, la sintesi, dove si dice anche che tira un brutto vento di destra. Ma nel giorno di mercato a Macerata i cittadini sembrano schierarsi a favore del monumento, senza tante premesse. Un monumento per quelle cose che è stato fatto è sempre valido. Il fatto del massacro delle foibe è stato anche commemorato dal Presidente della Repubblica, per cui è una polemica un po' così vecchio stile. Sono state dimenticate tanti anni e adesso è giusto che le ricordino. È giusto che ci sia anche per questa cosa, per le foibe. Giusto, ricordare è sempre giusto. Ed ora la pagina sindacale con le vicende di Pasta Zara e Tessitura Monti. Nel primo caso il pastificio di Riese Pio X ha ottenuto l'omologa da parte del Tribunale di Treviso al concordato preventivo presentato dalla proprietà nei mesi scorsi. Questo consentirà alla società di vendere a barile lo stabilimento di Muggia Trieste. La fabbrica di Riese Pio X rimarrà quindi in capo alla famiglia Bragagnolo, che per bocca del patron Furio parla di una notizia che permette di guardare con fiducia al futuro. Commenti positivi anche della Fly CGL di Treviso con Sara Pasqualini. La decisione era nell'aria, ci sarà continuità produttiva e occupazionale. Riunione operativa invece nel pomeriggio di oggi alla Tessitura Monti di Macerata tra le sigle sindacali e il commissario giudiziale Fabio Pettinato. Quest'ultimo ha confermato, come già comunicato alla proprietà nella giornata di ieri, ovvero di aver avanzato la richiesta di commissariamento straordinario per la storica fabbrica. La partita però è ancora aperta. Sulla relazione del commissario devono esprimersi il Ministero dello Sviluppo Economico entro 10 giorni e il Tribunale di Venezia entro 30 giorni. Ed ora parliamo del trasferimento della Camera di Commercio a Lappiani, operazione frenata dall'Agenzia del Demanio, ma Fondazione Cassamarca è pronta a chiedere i danni.
Trasferimento della Camera di Commercio alla Piani, niente più toni concilianti tra Fondazione Cassamarca ed Ente di Piazza Borsa. Le scadenze sono chiare. Se l'acquisto della nuova sede alla cittadella delle istituzioni non sarà formalizzato entro 2 settimane, Caspineda procederà con la richiesta di risarcimento danni di 6 milioni di euro. La causa è in corso da tempo, l'udienza è fissata per l'11 febbraio. Fin qui tutto sommato nulla di nuovo, se non fosse intervenuta l'Agenzia del Demanio a frenare l'operazione, sottolineando come 30 milioni siano troppi rispetto ai 24 di valore dell'immobile stimato nel 2019. Da qui la differenza dei 6 milioni, quelli che Fondazione potrebbe chiedere come danni. Il problema è che noi abbiamo un'asseverazione da parte dell'Agenzia del Demanio che ci vincola. Dall'altra parte la Fondazione ha un problema di budget dettato per un piano di rientro dell'esposizione che la Fondazione ha, e ovviamente loro hanno le loro esigenze, noi ne abbiamo le nostre, e da qui bisogna trovare un punto d'incontro. Da Fondazione attendiamo un atteggiamento costruttivo, prosegue Pozze, e al Presidente Garofalo manda a dire: il mio atteggiamento è quello di buon cristiano, porgere il ramoscello d'olivo. Domenica abbiamo letto il Vangelo assieme in battistero, credo che questo non possiamo dimenticarcelo assolutamente. Per noi è vitale che quella struttura, e chiedo scusa per il gioco di parole, resti vitale per la città. Io credo che il Palazzo della Camera di Commercio in Piazza Borsa sia il fulcro o un possibile fulcro del rilancio della vita della nostra città. Penso che lì possano essere fatti dei grandi progetti, penso che la piazza possa essere riqualificata, quindi l'auspicio è assolutamente quello che si definiscano in maniera rapida eventuali situazioni di conflitto e che si possa cominciare a ragionare realisticamente perché quella struttura possa diventare, se non il fulcro, uno degli elementi comunque fondamentali della vita di Treviso. Ed ora andiamo a Verona per la 114esima fiera agricola, migliaia gli agricoltori giunti con i trattori per gridare la propria disperazione. Bisogna fermare la strage senza precedenti provocata dalla cimice killer. Molti agricoltori sono in ginocchio, la cimice asiatica, l'insetto killer dei raccolti, ha devastato i campi e i frutteti di 48.000 aziende in Italia con un danno che supera i 740 milioni di euro a livello nazionale. A Fiera Agricola questa mattina la marcia dei trattori in ondata gialla per dire basta a questa devastazione. Sul palco, oltre al ministro delle politiche agricole Teresa Bellanova, anche il presidente della regione Veneto Luca Zaia. Come ricaduta negativa sul Veneto significa circa danni all'agricoltura veneta spalmati su oltre 7.800 aziende agricole per un equivalente di 175 milioni. Serve la sospensione immediata dei contributi, dei mutui, di tutte le faccende che hanno le nostre aziende agricole da pagare, ma soprattutto, me lo lasci dire, serve un intervento straordinario come calamità. La cimice asiatica, che rovina tutto quello che trova nelle zone dove si riproduce, ha colpito precisa la Coldiretti pere, mele, pesche e nettarine, kiwi, ciliegi, piccoli frutteti, albicocche, susine, nocciole, olive, soia, mais e ortaggi. Questo insetto alieno favorito dai cambiamenti climatici rappresenta ormai una vera e propria emergenza per il nostro sistema produttivo. Chiediamo che ci sia finalmente una decisione importante che dia la possibilità appunto di poter iniziare questo percorso con la Vespa Samurai per debellare finalmente questa piaga che ormai da anni perseguita tanti produttori. Credo che questa mattina i segnali che sono arrivati dai politici, dal Ministro dell'Agricoltura in particolare, dalla Ministra Bellanova e anche dalle presidenti di regione siano assolutamente significativi per ben sperare che la cosa venga sbloccata al più presto. Gli agricoltori devono essere aiutati, ribadisce il presidente della Coldiretti Treviso. Ci aspettiamo anche questo fondo mutualistico per le aziende che hanno sofferto in questi anni la produzione. Dobbiamo pensare che ci sono certe aree dove il raccolto è stato pari al 20-30% del potenziale, perciò è giusto e necessario che per queste aziende, per poter sopravvivere, abbiano anche uno sostentamento da parte dello Stato. In questo primo giorno di Fiera Agricola, Coldiretti ha mostrato la teca degli orrori con le specie aliene arrivate in Italia con il surriscaldamento che hanno fatto strage nei campi coltivati. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Siamo tornati in studio con la pagina da Belluno e provincia. Tragedia nella notte in Alpago, nella frazione di Tignes. Una ragazza di soli 18 anni è morta in seguito a malore. La giovane si chiamava Lisa
Collazzuol, ex giocatrice di rugby e studentessa di scienze umane a Vittorio Veneto. Pare che Lisa la settimana scorsa fosse stata sottoposta a un intervento chirurgico per la rimozione dell'appendicite. Il suo rientro a scuola era previsto per oggi. La scorsa notte l'imponderabile. La magistratura ha ordinato l'autopsia per risalire alle cause del decesso improvviso della ragazza ed eventuali responsabilità. I grandi eventi sono l'occasione di rinascimento per la provincia di Belluno, ma senza infrastrutture non potrà esserci futuro. Forte e chiaro il messaggio lanciato al Teatro Comunale di Belluno, che ieri ha ospitato l'Assemblea Generale di Confindustria Dolomiti. Non posso pensare che pochi burocrati o qualcuno comunque compromesso con un'idea del paese che non è, possa permettersi di bloccare un territorio come quello di questa montagna, che è una delle più belli poi del mondo. Loren Berton all'attacco nel giorno che ha scritto una prima importante pagina per la comunità, con il pragmatismo che contraddistingue la sua missione al vertice di Confindustria Belluno Dolomiti. L'occasione è l'Assemblea Generale di Assindustria e la platea che l'ascolta è di primissimo livello. Ci sono gli imprenditori bellunesi e veneti, rappresentanti della politica e dello sport nazionale. Il tema da esplicitare è quello dei giochi di squadra, quelli che hanno premiato la candidatura olimpica Cortina Milano 2026, che oggi necessitano dello slancio fondamentale a completare quel sogno. Sul tavolo c'è l'annoso problema della carenza infrastrutturale che rende Belluno la Cenerentola del Veneto. Strade, ferrovia, banda larga. Non è con le vuote parole o i proclami elettorali che si contrasta lo spopolamento delle nostre montagne, incalza la Berton, che parla di declino inevitabile anche sotto la stella dei Giochi Olimpici, senza collegamenti adeguati. L'idea della coesione, di ridurre i divari tra territori, di collegarli attraverso le infrastrutture, che sono e dovrebbero essere una delle grandi priorità della politica, ma anche attraverso la cultura. Cultura che vuol dire formazione. Il martedì olimpico bellunese è stato contrassegnato dal taglio del nastro del terzo hub italiano della Luis Business School, valore aggiunto per i giovani, per le imprese, per la collettività, anteprima assoluta anche per i tempi della legge olimpica che giovedì sarà discussa dal Consiglio dei Ministri. Il 31 andremo a conoscere di fatto gli uffici. E c'è una riunione del Consiglio Olimpico, gli ultimi membri del CDA che devono essere nominati e che ancora non hanno sottoscritto il loro impegno davanti al notaio, è un atto formale. E dunque la bandiera a scacchi sventola, il rinascimento per la provincia è dietro la porta. Venerdì mattina saremo a Milano per un ulteriore consiglio di amministrazione, andiamo avanti in questa direzione. Insomma, quello che era un sogno, per molti un'utopia, per qualcuno magari un'idea strampalata, è oggi realtà. Abbiamo le Olimpiadi, dobbiamo investire bene perché il 2026 è dopodomani. La scuola c'è, la scuola è in ogni angolo d'Italia, anche se soprattutto sotto Uda, frazione di Rocca Pietore, dove esiste e resiste eroicamente una scuola d'infanzia che ospita 14 bambini che hanno vissuto in prima persona con le loro famiglie e le insegnanti il dramma della tempesta Vaia. Nell'ottobre di 2 anni fa quei bimbi sono stati protagonisti di un toccante cortometraggio realizzato da Cisle Scuola e a loro e all'asilo. Questa mattina è stato donato un pacco pieno di libri didattici che andranno ad arricchire la biblioteca scolastica, un segno di riconoscenza per la lezione di solidarietà data attraverso il sorriso e il racconto dei piccoli alunni. Il dono è stato consegnato alla presenza del sindaco di Rocca Pietro Andrea De Bernardin, del segretario generale aggiunto della CISL Scuola Belluno Treviso Lorella Benvenu e del segretario generale aggiunto della CISL Belluno Treviso Rudy Roffarè. Ieri per l'industria dell'occhiale, incontro al Mise, i sindacati, il piano industriale è debole, venerdì il tavolo in regione per ACC, appello dei lavoratori ai fornitori, vi chiediamo di sostenerci. Il timore per i fornitori di Wanbao ACC è quello di non poter riscuotere parte del loro credito, come avvenne durante il commissariamento che precedette l'entrata del gruppo cinese, quando a causa della disastrosa amministrazione Ramella dovettero rinunciare a 450 milioni. Oggi l'indebitamento di Wanbao ACC è decisamente più contenuto e il ritardo nei pagamenti di fine anno è stato causato soltanto da questioni tecniche. Vi chiediamo di sostenerci, dicono in un appello accorato i lavoratori dello stabilimento di Mel, che hanno deciso di scrivere ai fornitori una lettera aperta. Siamo a conoscenza
coscienza dei vostri sforzi, ma oggi ci sono tutte le condizioni per rilanciare lo stabilimento. Garantire la continuità produttiva è interesse di tutti, per i lavoratori Wanbao ACC e per i lavoratori delle imprese fornitrici. La lettera arriva a 2 giorni dal tavolo convocato dall'assessore Donazzan per il 31 gennaio a Venezia. Ma se per ACC la soluzione per il salvataggio dello stabilimento è dietro l'angolo, lo stesso non si può dire per Safilo. Martedì c'è stato un nuovo, duro scontro con l'amministratore delegato Trocchia al tavolo che si è riunito al Mise. Il piano presentato dal gruppo, riferiscono i sindacati di categoria, resta debole e privo di sostenibilità industriale. Nel corso dell'incontro le organizzazioni sindacali hanno ribadito che prima di ogni decisione sul futuro dei lavoratori di Safilo è bene entrare nel merito del piano industriale presentato dal gruppo e costruire sinergie con le 2 regioni interessate, Veneto e Friuli, per la definizione di strumenti a favore di chi si dimostra interessato a rilevare l'azienda. Il Ministero ha suggerito la data per un nuovo confronto che si ipotizza per mercoledì 5 febbraio e sempre rivolta al coordinamento nazionale. Quella sarà un'occasione importante per entrare nel merito del piano. Solo a fronte di modifiche, dicono Filctem, Fenca e Wiltec, potremo entrare nel merito della gestione della crisi, valutando gli opportuni strumenti utili da attuare nei vari stabilimenti di Longarone, Martignacco e Padova. Prima di chiudere vi ricordo fra qualche minuto la nostra trasmissione 20:10, ospite in studio Carlo Bramezza, direttore generale dell'ULSS 4. Questa era l'ultima notizia, vi lascio le previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, buona serata. Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto. Il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faveri. Bentrovati al meteo. Moderata alta pressione con tempo sempre asciutto e stabile. Il dettaglio di giovedì 30 gennaio. Sul Veneto sarà bel tempo con ampio soleggiamento ovunque e il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Saranno possibili solamente foschie e addensamenti sulle pianure. Temperature minime fino a -2 gradi, valori massimi tra 6 e 12 gradi circa. Bel tempo anche sul Friuli, Venezia e Giulia, con tanto sole ovunque e con occasionali addensamenti, specie sulle aree costiere. Temperature minime tra 0 e 5 gradi, massime tra 10 e 13 gradi. Uno sguardo infine sul Trentino Alto Adige, dove sarà una splendida giornata anche qui soleggiata su tutti i settori con cielo poco nuvoloso. Temperature minime sotto zero, massime tra 7 e 8 gradi. Dal meteo di Antena 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Isola i cassonetti delle tapparelle con Isola Tutto. Il kit fai da te che elimina spifferi e rumori e fa risparmiare. Isola Tutto De Faveri.